Buonasera a tutti ragazzi, come ben sapete l'ho detto un paio di giorni fa, dopodomani il 25 ottobre ci sarà un asteroide potenzialmente pericoloso che passerà molto, diciamo, vicino alla Terra, anche se la distanza ragazzi secondo me non è proprio esagerata, anche perché gente su tutti i vari siti, ma ovunque ragazzi, asteroide potenzialmente pericoloso in arrivo sulla Terra, ma passerà ragazzi a 6 milioni di chilometri dalla Terra, quindi in effetti è tanto a livello astronomico, quindi non credo che ci sia nessun pericolo per la Terra. Non capisco perché loro si ostinano a fare, capisco le, diciamo che vogliono avere visualizzazioni, tutto quello che volete, ma qua si parla di giornali, in effetti parlano di un'imminente, probabile, forse, preoccupazione di questo asteroide, che poi sarebbe pure abbastanza grande, in effetti è dai 400 metri a quasi un chilometro, quindi secondo le stime è 990 metri, quindi diciamo che sono parecchi ragazzi. Quindi viaggerà a 70.000 km orari, quindi più o meno una ventina di chilometri al secondo, quindi viaggerà ragazzi. E diciamo che 6 milioni di chilometri di distanza equivalgono più o meno ragazzi 15 volte la distanza che ci separa dalla Luna più o meno, che è di 384.000 km, quindi non vedo come questo asteroide possa essere, diciamo, potenzialmente, come dicono, pericoloso. Quindi per vedere questo asteroide, ragazzi, non si può con gli occhi. In effetti, non perché fa male agli occhi, perché ci vuole almeno un telescopio amatoriale, ragazzi. Quindi almeno 200 mm e passerà, ragazzi, alle ore 19:21, quindi sull'Italia. Quindi se volete vederlo dovete usare per forza un telescopio amatoriale. Quindi sarà alle 19:21 nella costellazione del triangolo tra nord-est ed est, sopra, diciamo, poco sopra l'orizzonte e sotto la, diciamo, sotto la costellazione di Andromeda. Quindi per chi volesse fare questa osservazione, diciamo, può anche fare questa prova. Oppure ragazzi, potete collegarvi al sito del Virtual Telescope Project che trasmetterà la diretta streaming, quindi a partire dalle 19. Quindi se qualcuno non ha il telescopio e vuole vedere la diretta, andate sul Virtual Telescope Project, quindi ci sarà proprio la diretta, ragazzi, e lo vedete, però è in forma di televisione, quindi certo guardarlo con l'occhio è un'altra cosa, quindi se avete un telescopio è un'altra tipo di avventura, diciamo, rispetto a guardarlo in diretta. Però, come volevo dire io, ragazzi, se il problema che sto voglio dire in questo video al finale è questo, se un asteroide di Samuele è più o meno dai 400 a un chilometro più o meno, e questa è la, cioè la frase, questa è la grandezza di questo asteroide, quindi sarà molto grande. Solo che quello che volevo dire io, ragazzi, è che loro, tutti i siti, ho controllato tutto in inglese, in spagnolo, in russo, tutti quanti scrivono potenzialmente, la NASA dice potenzialmente pericoloso, la NASA dice potenzialmente, l'ho letto in varie lingue, quindi tutti quanti che con questo asteroide del 25 ottobre, tutti quanti a scrivere potenzialmente, potenzialmente. Io la domanda che mi pongo, ragazzi, no? Se questo è potenzialmente pericoloso, 6 milioni di chilometri, Samuele. Allora io la domanda che mi pongo, ragazzi, perciò ho fatto questo video, non per l'asteroide in sé per sé. La domanda è questa, no? Se 6 milioni di chilometri voi mi scrivete potenzialmente pericoloso. Ciao Olivia, buonasera. È parecchio, Samuele. È 15 volte la distanza della Terra e della Luna. Fa calcolo questo qua e vedi che è parecchio. Comunque volevo dire, no?
Se questi qui solo 6 milioni di chilometri, che è impossibile che ci colpisca, vabbè, non può capitare neanche se lo fai apposta. Quindi diciamo che statisticamente è impossibile. Quindi già che scrivono potenzialmente pericoloso, per me è tutto sbagliato. Allora voglio dire io, ragazzi, quando Apopis nel 2022 passerà, no, nel 2020, 2029 passerà fra 10 anni, 2029, sì, a 31.000 km, ragazzi. Allora che cos'è? Fine del mondo? Io voglio essere spiegato proprio questo, proprio lo vorrei sapere proprio dalla NASA, diciamo dalla NASA stessa. Cioè, voi mi scrivete articoli sul sito della NASA, ESA, poi americano, inglese, russo, tedesco, tutti quanti a dire che la ESA, tutti potenzialmente questo asteroide è potenzialmente pericoloso. Vabbè, ci può pure stare. E sta a 6 milioni di chilometri, ragazzi. Ma quando nel 2029 arriverà Popis, che sarà solo a 31.000 chilometri, quindi è come se mi passasse qualcosa sopra la testa. Vabbè, Livia, io ti auguro di arrivarci comunque, indipendentemente dalla tua età. No, però voglio dire, Livia, se questi qua mi dicono che a 6 milioni di chilometri può essere potenzialmente pericoloso, io posso pure accettare questa cosa, perché la distanza di sicurezza è 7,5 milioni, quindi ci può pure stare. Però quando arriverà Povis, ragazzi, che sarà solo 31.000 chilometri, ragazzi, è come se io avessi una mosca sulla testa proprio. Questa è la differenza. Quindi non sarà Apophis, diciamo Apophis ci colpirà allora come sta la situazione, perché 31.000 km, una cosa sopra la testa, a 31.000 km, ragazzi, ci sono i satelliti della TV, i satelliti di internet, cioè ci stanno i satelliti di tutto, diciamo, le comunicazioni che esistono sulla Terra. Quindi immaginate questo Apopis, che poi non è piccolino, ragazzi, è molto grande, che camminerà a 31 km dalle nostre teste. Cioè in effetti dovremmo vedere qualcosa di gigantesco con gli occhi, senza nessun telescopio, senza nessuna cosa, hai con gli occhi proprio lo vedi. Allora che dobbiamo dire che allora, la NASA quel giorno scriverà sta arrivando la fine del mondo. Io questo è dove voglio, il concetto dove voglio arrivare, cioè se tu a 6 milioni di chilometri mi dici potenzialmente pericoloso, allora quando sarà il 2029, tu che scrivi? Sta arrivando la fine del mondo, arriva Povis, per forza. Cioè non mi puoi scrivere un altro articolo, perché se tu a 6 milioni di chilometri mi scrivi potenzialmente pericoloso, a 31 chilometri mi devi scrivere perlomeno minimo, ragazzi, è arrivata la nostra ora, è arrivata la fine della Terra. Perlomeno, facendo due calcoli, ragazzi, è così. Se tu adesso sono solo 6 milioni di chilometri, che poi è una distanza di sicurezza esagerata, no? Ti permette di scrivermi potenzialmente pericoloso, quando quello camminerà a 31.000 chilometri, che scriviamo? Cioè è una cosa proprio assurda. Cioè io l'ho trovato in tutte le lingue, perché io poi sapete che non mi limito a guardare italiano, quindi vado a vedere in tanti siti per vedere che cosa dicono, se è vero, se ci faccio un confronto. Quindi in tutto il tedesco, inglese, tutti quanti dicevano la stessa cosa, potenzialmente pericoloso. La NASA lo dichiara potenzialmente e l'ho tradotto in tante lingue. Quindi ora mi viene da pensare, no? Anche sul sito della NASA. Sì, vabbè, a parte che sono molto catastrofisti, però capisci? Apopis passerà a 31.000 km, proprio. eh, allora, tu calcola, ti esempio, no? La Luna, ragazzi, sta a 384.000 km. Sì, dico bene, non sto sbagliando, ragazzi. E come la vediamo nel cielo noi, ragazzi? La vediamo bella grande, no? Quindi Eufrasia, tu
la Luna sta a 384.000 km e noi la vediamo abbastanza grande, vedi quando facciamo le dirette. Mo 31.000 km, ragazzi, 31.000, non 381.000, 31.000. Ditemi voi che dobbiamo vedere noi. Dobbiamo vedere una sfera di fuoco che passa di qua. O no, a media. Io perlomeno vedo così. A 31.000 km io devo vedere una palla di fuoco gigantesca passarmi, anzi passare sulla testa di tutti quanti, perché non è che la guardo io qua o la guardi chi sta in America, oppure la guarderanno tutti poi. Perché se sarà a 31.000 km, ragazzi, è come in effetti, ragazzi, è dopo la troposfera, in effetti, non è che chissà chi, è proprio vicinissimo. Sì, è ridicolo, guarda, è proprio vicino, è frasi, è proprio... Cioè, tu se ti affacci da caso, vai giù, devi vedere una sfera infuocata nel cielo, per forza. Perché se io mi affaccio ora e vedo la Luna che dista 384.000 km e la vedo bene, tutti quanti vediamo la Luna, ragazzi, non gigantesco, però la vediamo abbastanza bene, dico io, no? Ma non lo so, questo comunque Apopis è molto grande, viaggia molto veloce, quindi hanno detto in effetti in tanti, se andate a cercare Apopis, dicono tutti quanti che è il dio distruttore, la cometa distruttrice della Terra, quindi in effetti se cercate Apopis su internet danno tutti quanti come data de fine del mondo, in effetti secondo tutti poi i siti diciamo complottisti, quelli là che fanno tra gli catastrofisti e tutto eccetera, Apocalisse è quello che ci distruggerà, quindi partiamo da questo, ma forse in effetti un po' avranno pure ragione. Lupus, no, stavo dicendo così, che loro dopodomani passerà un asteroide potenzialmente pericoloso qui vicino alla Terra e dista 6 milioni di chilometri. Dicevo a tutti quanti che stanno in collegamento ora che potenzialmente pericoloso, ho detto mi sembra un po' eccessivo, 6 milioni di chilometri, esagerato. Ho detto quando il 2029 arriverà Popis, che sarà solamente a 31.000 chilometri, che scriveranno sui giornali o sui siti, diciamo, delle news? È arrivata la fine del mondo, per forza. Perché la Luna, come stavo spiegando pure a Eufrasia, dista 384.000 km e quindi sarebbe più o meno allora scusa 31.000 km, no? Noi in effetti dovremmo vedere una palla di fuoco camminare sopra le teste obbligatoriamente, perché se io a 384.000 km vedo la Luna bella così come la vediamo tutte le sere, e qua si parla di 384.000, 31.000 ragazzi, e per forza non è che io dico Giuseppe che stai dicendo, no, 31.000 km ragazzi, ti devi affacciare e devi vedere qualche cosa tipo come questa foto che io ho messo, vedi questo bambino con la mamma che stanno qui, questo diciamo disegno, questo tipo cartone che arriva questo asteroide, così dovremmo guardare noi quel giorno, in effetti io perciò ho messo questa fotografia, dovremmo guardare uguale a diciamo questo disegno, perché 31.000 km ragazzi è un po' sopra le nuvole, non ci pensiamo chissà dove sia, quindi non pensiamo che 31.000 km chissà quanti sono, a livello astronomico 31.000 km ragazzi è una manciata, quindi pensate che la Luna dista 384.000 km, qua si parla solo di 31.000. Eufrasia, o ci sta la nebbia o non ci sta, si vedrà perché è troppo, sta troppo basso. Sì, so zero proprio. No, no, dicono di no, in effetti passerà a 6 milioni di chilometri, quindi 15 volte la distanza della Luna e la Terra, quindi
non ci toccherà proprio, perciò dico, loro scrivono potenzialmente pericoloso. Allora perciò ho fatto la battuta. Allora, allora Apopis è stato dichiarato che passerà a Pasqua del 2029 a soli 1.000 km, detto dalla NASA sul sito della NASA. E con tutto ciò loro hanno detto che non è assolutamente pericoloso. Salute. Poi passa un asteroide a 6 milioni di chilometri e mi dici potenzialmente pericoloso. O io mi sbatto con la testa contro il muro e mi faccio male da solo, o esco pazzo, non lo so, perché se questo che... boh, non lo so che dire, guarda. Questi o non stanno bene o mi devo preoccupare io, non lo so. Quindi 31.000 chilometri dicono che è tutto normale. Poi passa un asteroide a 6 milioni di chilometri, mi scrivete sul sito della ESA e della NASA, potenzialmente pericoloso. Allora, o sono, so io che sto impazzendo, o questi proprio non stanno bene, quindi ma penso più alla seconda, perché proprio sono andato a controllare proprio in tedesco, in inglese, in francese, proprio per vedere che cosa dicevano di questo asteroide che deve passare il 25 ottobre. E tutti quanti hanno detto la stessa cosa. Potenzialmente pericoloso, potenzialmente pericoloso. La NASA ha detto che è potenzialmente pericoloso, però non troppo. Quindi dico io, sì, sì, scendi da Milano direttamente, bravo, arriva a Salerno diretto, tanto sta vicino, quindi puoi salire un attimo, anzi puoi scendere un attimo. Quindi diciamo 31.000 km, ragazzi, dovranno, io mi immagino minimo un titolo, spero di vivere altri 10 anni, lo spero, perché diciamo vabbè Giuseppe ma tu c'hai 43 anni, vabbè ma qua siamo sotto al cielo, quindi non è detto che dobbiamo, come si dice, il vecchio come si dice, come dice mia mamma, aspetta, il vecchio sa che dovrà morire, però il giovane può morire lo stesso, quindi non è detto mai che solo per, muore chi è anziano oppure è giovane, no, no, qua mi pare che ultimamente, specialmente a Salerno, guardate, in questo mese qua è stata davvero una tragedia, sono morti 5 ragazzi, tutti e 5 con 4 con incidenti stradali e uno si è tolto la vita, quindi tutti ragazzi dai 18 ai 37 anni. E l'ho visto, dopo devo controllare. Non ho visto ancora, io ho visto il tuo messaggio, dopo vado a vedere più o meno come sta la situazione. Quindi dico che è un casino veramente, vorrei starci solo per vedere quel giorno che scriveranno. Anche però, e poi cade davvero sta cosa, faccio proprio una brutta fine. Vabbè, allora faccio la cosa, speriamo che colpisca prima Salerno, così perlomeno non me ne accorgo e quindi buonanotte. Magari sì, sì, sto vedendo gli allagamenti, sì. Perlomeno spero che Apophis cada direttamente sul Salerno, così perlomeno non avrei tempo. Può darsi che arriva prima Gesù, questo pure è vero, può darsi prima del 2029. Speriamo che arriva prima Gesù Cristo, quindi ci sparagnamo questa Apopis. Quindi diciamo, non lo so perché questi dicono potenzialmente pericoloso a una distanza di sicurezza che secondo me è pure troppa, 6 milioni. Poi quando è 31.000 km mi scrivono no, no, non vi preoccupate, è tutto a posto. Vabbè, io spero che di certo più presto arrivi, è meglio, forse così, come ti dico io, ci togliamo il pensiero e buonanotte. Vabbè, le api già da parecchio che... Già è parecchio che si stanno estinguendo, non so quanti video ho fatto nel corso degli ultimi 2 o 3 anni sulle api, quindi già sono 2 o 3 anni che ho fatto molti video sulle api che stanno morendo per la medicina, per l'impollinazione. In effetti dicono che
Sì, sì, ma a parte la TV, diciamo, ultimamente io già 2 o 3 anni ho fatto 4-5 video, credo, proprio sulle api, che una volta hanno preso una malattia, una volta i pesticidi, una volta un'altra cosa. Comunque si stanno estinguendo, come si diceva già. Ho fatto l'ultimo video, secondo me, 4-5 mesi fa, proprio sulle api, quindi già sono 2 o 3 anni che questa cosa è presente, quindi prima o poi arriverà davvero proprio la fine delle api, quindi sì, una volta finite le api, certo, Annabella, perché non deve salutarti? Buonasera, che si arrabbia o non si arrabbia? Sì, sì, quelli comunque, lupus, comunque bisogna tenerli in una certa maniera, cioè bisogna avere molta cura di queste api. Quindi ci sono proprio gli apicoltori che però si stanno disperando che stanno morendo un sacco di api che loro tengono come in allevamento. Quindi quelli in effetti che cosa fanno? Vanno sotto dove ci stanno le serre, portano le api, fanno fare l'impollinazione, poi le riportano dentro e se le portano via. In effetti questo fanno gli apicoltori. Loro dove ci sta da portare le api le portano, quindi fanno impollinare, che ne so, il mais, le verdure, quelle che, diciamo tutta la frutta che ha bisogno dell'impollinazione e poi l'apicoltore prende le api e se ne va. Quindi è questo in effetti quello che fa l'apicoltore. Quindi senza questo qua secondo me sarebbe un casino davvero. Cioè la frutta, tutto quello che mangiamo sarebbe un casino prodotto davvero senza il bisogno, senza l'aiuto diciamo delle api. Quindi credo sia proprio quello già stiamo messi male. Solo le api ci mancano che scompaiono, stiamo proprio inguaiati. Quindi è meglio che le api non si estinguono, anche perché come ho letto in tanti siti, pure in video e anche telegiornali, dicono se le api muoiono anche l'uomo è finito. Ah sì, figurati la frase, quindi noi stiamo, come si dice, come diciamo qua, noi stiamo sotto il cielo, quando sarà sarà. Noi così siamo abituati pure noi a dire, non è che qua, io a volte, certe volte, pure io quando fanno dei ragionamenti qua, ma ovunque comunque li ho sentiti, io fra 10 anni voglio, quando andrò in pensione, mi voglio pigliare questo, voglio comprare questo, farò questo. E io un giorno sentivo delle persone proprio così. Io poi quando fra 15 anni andrò in pensione me ne andrò qua, me ne andrò là, ho detto guarda, non per qualche cosa, ho detto, ma qua ogni volta che vi sento di parlare, fra 10 anni farò questo, fra 15 anni farò questo. Ma chi te l'ha detto che domani non ci sarai più? Sì, Lupus, l'ho fatto il video poco fa, la Toscana domani starà tosta tosta, proprio sarà messa male. Domani già stasera la Sardegna è flagellata, quindi poi passerà sulla Toscana e sul Lazio e sulla Liguria. Sì, sì, ma ti stavo dicendo, la gente fa i progetti fra 10 anni, fra 5 anni, fra 8 anni, vado in pensione, Lupus. E io un giorno mi sono scocciato e l'ho fermato di sentire, non per qualche cosa, no? Ma dove sta scritto che lei fra 10 anni e ancora quello Callopus non esagerare subito canotto. Io ho detto ma dove sta scritto che tu tra 10 anni stai qua e sei andato in pensione? Ma dove sta scritto? Ho detto pensate a campare giorno per giorno, ma sto ho detto proprio così. Perché ogni volta che passavo di lì li sentivo, eh sì, quella è una panchina, no? Qua sotto casa mia. E ogni volta che io passavo per andare da mamma, sentivo questi che ragionavano, io farò così, io farò così. Un giorno mi sono scocciato, Rupus, ho detto no, ma io lo devo dire. E questi parlavano, poi io faccio questo, e ti stavo assente, ho detto. Ma dove sta scritto? Che tu fra 10 anni sei vivo. Come dove sta scritto che io domani starò vivo. Oh, Lupus volevano morire tutte e due. E chi te facevano i progetti? Io faccio questo.
Io poi con la liquidazione mi compro l'auto nuova. Io con la liquidazione faccio un po' i figli. Sì, sì, avvocato. Erano due che stanno, amici miei che stanno qua che devono andare in pensione, no? Quindi sono grossi. E tutti qua, tutte e due, chi faceva fantasia di qua, chi faceva fantasia di qua, e una volta, e due volte, e tre volte, e poi mi sono scocciato, poi ho detto no, mo glielo devo dire, ho detto stammi attento, ma tu fai i programmi per tra 10 anni, fra 8 anni, fra 7 anni, erano 3-4 di loro, capito? Allora ognuno dice, beh, io vado in pensione fra 7 anni, faccio questo, questo e questo, beato a te faceva l'altro, io fra 15 anni fare, però devo fare questo, questo e questo. Quindi questi quattro amici che stanno tutti i giorni, diciamo, quando finisco di lavorare, diciamo, nei giorni tipo la domenica mattina, tutti i giorni, tutte le domeniche si siedono e si mettono a parlare quando è belle, sono belle giornate, a parte che mo sono sempre belle giornate qua. E quindi una volta l'ho sentito, due volte l'ho sentito, poi ti fermi a parlare e li senti che li ragionano, li saluti, fai e qua. Io alla fine sempre queste cose a dire, poi mi sono scocciato e non ce l'ho fatta. Ho detto questo fra 7 anni deve andare qua, questo fra 10 anni deve andare da... Ringraziate a Dio se domani mattina vi svegliate vivi. Non hanno parlato più. Ma è così, Lupus, no? E tutti quanti. Ma guarda, ma ti dico una cosa. Sì, avvocato è così, perché quello dice io faccio così e ho fatto, non ce l'ho fatta, Amelia. Era più forte di me, volevo resistere, però non ce l'ho fatta, tanto, è più forte di me. Non hanno parlato più. Ma quando passo che stanno sotto cambiano argomento. Ma parlano del calcio, di altre cose, non parlano più dei progetti. Eh sì, avvocato, e poi per educazione io mi fermavo. Sì, sì, qua si preoccupano pure di fare la tomba per Benigni, tutto qua, mi raccomando, dovete farla così, dovete farla così. Addirittura una volta una signora, ma tanti anni fa, però ragazzi, aveva comprato già la cassa da morto e l'aveva sotto al letto. Ho detto io esco pazzo, veramente. Mia mamma mi disse questa storia. Sì, Lupus, ma poi un'altra storia allucinante è che questa signora, però un'altra signora, aveva comprato perché stava in offerta e ti giuro, avvocato, non sto scherzando perché ho detto ho comprato la cassa da morto così quando sarà quel giorno nessuno mi dirà che mi hanno, sai, fatto le segue i miei figli, quindi è una cosa con i figli e con i genitori, quindi quel giorno io già ho pagato e ringraziato, quando me ne andrò nessun figlio mio deve cacciare nulla per me. Ho detto già aveva comprato la cassa per quando sarà il giorno, è ancora viva però ragazzi, quindi state tranquilli. Però è ridicolo, ragazzi, cioè comprare una cassa da morto già. Ma io ho detto così, quando muoio io ho detto buttatemi nell'immondizia direttamente, guarda. Una sparagnata di soldi quelli per la tomba. Rufus, hai docanato. Secondo me o l'ha fatta per qualche tipo, scaramanzia, come dici tu, Ale, non lo so, comunque è pazzesco, pure qua. Poi quell'altra voleva comprare, si è comprata la cappella, sa, il luogo dove deve essere sepolta, l'ha fatto tutto per bene, cioè è una cosa allucinante. Cioè che invece di dirmi voglio divertirmi, voglio fare, mi da fare un viaggio, questi si comprano le tombe. Io, ragazzi, non si può. Questa qua si è superata, si è comprata la cassa da morte e ha pagato già il funerale. Secondo me, ma io ho detto sì, ma mica siete entrati dentro. Ho detto no, sta sotto al letto. Dice ogni tanto però la pulisco, capito? Toglie la polvere. Capì, Lupus? Sì, guarda, Lupus, io c'ho un amico che fa questo mestiere, no? E una volta sono andato, si è messo... No, questo è un becchino, io lo chiamo, qua si chiama schiattamorto, però, comunque, no,
chiamiamolo Becchino perché è italiano, quindi. E questo qua un giorno mi ha fatto entrare lì, ci stavano tante bare, diciamo così. E lui è andato in questa bara, si è messo dentro, ha detto, hai visto quando questa come è bella? Tutta bella morbida, soffice. Ho detto, ma tu non stai buono, cacà. Cioè, quella si è messa nella bara, ha detto, Giuseppe, guarda com'è bello, oh, comoda. Ho detto, ma tu ci scema veramente? Una volta che uno è morto, sa se quella è morbida oppure. Guarda, Lupus, è pazzesco qua. No, no, non si è chiusa, no. Però lui ha detto che era. Vabbè, ma questo è abituato perché lui lo fa da piccolo, cioè questo è il papà è Becchino e lui è diventato Becchino, quindi è una generazione di Becchini. Però a mettersi dentro la bara e dire Giuseppe, guarda qua, come le faccio io le bare non le fa nessuno, senza offesa, noi le facciamo davvero ottime. E si è messo dentro e ha detto guarda qui, guarda, stai proprio spazioso, bello. Ho detto ma tu veramente fai? Ho detto, ma lo si scema. È pazzesco ragazzi. Cioè, questo si è messo dentro, ha detto come le fa lui, non le fa nessuno. No, ma vabbè, stanno altri addirittura che si vogliono far cremare addirittura. Cioè, tanti stanno proprio da fuori. No, Lupus, a parte che questo sta pieno di soldi, partiamo da questo, che è un becchino molto famoso della zona, quindi sta carico carico, quindi sicuramente staranno felici perché questi lavorano proprio pesante, quindi è uno grande proprio di Salerno. Però la cosa pazzesca è che io sono andato a scuola con lui, perciò lo conosco. Però mamma mia, proprio quando lo vedo e ti devi toccare, Ale. Quindi fa paura a volte, guarda. Guarda, ogni volta che io vedo un funerale, vedo a lui, io scappo. Giuseppe, ma no, ciao, ci vediamo, deve scappare. Poi quando capita qui a Matierno che vengono a fare il funerale, la maggior parte è lui che viene. Quindi diciamo che porta lui l'auto, quella là bella lunga lunga là. Una volta mi ricordo che stavo a Fratte. No, Lupus, una volta sono sceso a Fratte perché non volevo pigliare l'auto perché ci stava il traffico. Ho detto no, da qua a Fratte non ci vado perché era tutto bloccato. Ho detto vado a piedi, che ci vuole? Tanto 5 minuti, salgo e scendo. Poi a salire, ah, sì, a salire ho trovato a lui, ha detto ma vuoi un passaggio? Giuseppe, ma devi andare a Matera? Ho detto no, 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 sto qui a Fratte, non ti preoccupare. Perché stavo con quella macchina lì lunga, non ci volevo salire, proprio per scaramanzia. E chi saliva su quella macchina? Stava con quella lì lunga lunga, quella là che si mettono le corone. Ha detto Giuseppe, ma avevi un passaggio? Ho detto no, no, io sto devo fare guarda un paio di servizi qua, frate, dopo salgo. Ha fatto ti ringrazio. Chi ci andava? E che so pazzo. E non aveva nulla, stava libera, quindi però già salire su quell'auto già mi fa impressione, no? Quindi. Hai visto? Allora non è buono allora. No, 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 ho detto no, ti ringrazio, ma ho da fare molti servizi ancora, quindi non devo salire ancora a casa. E chi sei io? Non posso neanche se mi pagavo salivo sopra. Altro che scaramanzia. E anche qui abita vicino a me, quindi sta pure vicino, devo dire. In effetti sta in linea d'aria, sta più o meno a 2 chilometri da me, quindi sta pure vicino questo. E vedi tu, è una frase, quando dici vuoi salire, vuoi un passaggio, ti accompagno sotto casa, ho detto no, ho detto, io so già dove volevo dirglielo, già so dove mi accompagni tu, però non gliel'ho detto, è un amico, quindi tutte le scuole insieme, quindi ho lasciato stare. Ho detto un passaggio, sì, per dove? Per là di là. Lupus, sì, ho detto che sono passaggi, sì, ma per lì però. Ho detto no, non ti preoccupare, dopo salgo a piedi, ho fatto tanto,
tengo ancora un sacco di servizi, devo andare al comune, devo andare qua, ho fatto, quindi vai, vai, e poi me la sono fatta a piedi, ragazzi. No, non esiste proprio. Vabbè, ragazzi, vi saluto, ci sentiamo o più tardi o domani. Tanto sono le 10, penso domani, quindi buonanotte a tutti. Ciao Frase, ciao Avvocatella. E ragazzi, buonanotte a tutti, quindi a domani. Ciao a tutti. Sì, sì, pure io, Lupus, ho ancora da fare. Ciao Avvocatella, ciao Lupo, ciao Ale, ciao Frase, ciao a tutti, anche pure quelli che non hanno scritto, ragazzi. Buonanotte a tutti, ciao.